Erano da poco passate le 20 quando sabato sera, qui in via Venturini, a Brondolo di Chioggia, il titolare anziano del bar Tabacchi è stato aggredito da due malviventi che lo stavano aspettando. Insieme a lui c'era anche il cognato. Poteva finire drammaticamente per il titolare 79enne Gianni Boscolo Bello Sacchi e il cognato 81enne Adelino, già rientrato al lavoro. Uno ha spinto mio cognato per terra, tenendolo fermo con il ginocchio e per portargli via i due sacchetti che aveva in mano. Quando si sono accorti che non avevano, che dentro non c'erano i soldi, sono venuti da me, però sono intervenuti tre ragazzini che hanno sentito le grida di aiuto e questi sono scappati via. Hanno preso e scappati via. Una tragedia sfiorata, la definisce la nipote Federica. Avevano il volto coperto da passamontagna, hanno comunque buttato a terra una persona anziana di 79 anni e poi una di 81. Hanno immobilizzato la persona a terra in mezzo alla strada dove anche semplicemente se fosse passata una vettura con il buio della sera veramente poteva nascere una tragedia. Quando si sono accorti che in un sacchetto c'era il caffè e nell'altro una brioche, hanno iniziato a perquisire il 79enne a terra, ma l'arrivo dei tre ragazzini, che poi hanno chiamato i carabinieri e l'ambulanza, li ha fatti desistere. Dobbiamo praticamente tutto perché, vista la criminalità di questi tre malviventi, non sapevamo a cosa si sarebbe potuti andare incontro. È anche vero che a 15-16 anni non è sempre facile prendere la decisione giusta, loro hanno avuto il coraggio di farlo e quindi insomma se oggi siamo tutti qui con serenità è grazie a loro e alle loro famiglie che li hanno supportati poi nella scelta di andare a denunciare l'accaduto. Quanto accaduto torna a riaccendere i riflettori sulla sicurezza in città, soprattutto per chi gestisce un'attività. Che la città in questo periodo è veramente tartassata perché tutte le attività sono messe sotto pressione da questo tipo di avvenimenti e in questo senso era già stato chiesto e speriamo che con questo episodio si risolleciti la richiesta al sindaco Ormelao di attivare maggiore sorveglianza sia dal punto di vista di telecamere, illuminazione e forze dell'ordine affinché chi lavora sia tutelato perché ovviamente un lavoratore non può perdere la vita per colpa di quattro malviventi.